Dopo il tornado che ha colpito Polesine nel litorale veneziano inizia la conta dei danni per decine di milioni, oltre 400 interventi dei vigili del fuoco nelle zone colpite, la regione chiede lo stato di calamità. Stamane il sopralluogo del governatore Luca Zaia nelle zone colpite dalla tromba d'aria sul litorale veneziano, un disastro di proporzioni nazionali, dice ma ci rialzeremo. La furia del vento si è scatenata soprattutto su alberi e campeggi, raffiche a 110 km all'ora, 48 persone ferite in totale, 3 gravi, è rientrato l'allarme per il disperso ad Albarella. Danni anche per le colture delle aree colpite, vigneti sradicati, serre distrutte, ortaggi devastati, per l'agricoltura un'estate nerissima. Tragedia questa mattina a Carré nel Vicentino, 60enne in bicicletta investito da un'auto a un incrocio, l'uomo muore sul colpo. 12enne palpeggiata da un giovane nordafricano, a Piove di Sacco, la denuncia di una mamma su Facebook, indagano sulla vicenda i carabinieri. Per protestare contro l'accoglienza dei profughi in un paese della Marca, fortemente sostenuta dal parroco, la provocazione di un imprenditore, con paesani boicottate le offerte in chiesa. Domani alle 16 a Fossò i funerali di Aurora Maniero, la bimba di 8 anni, morto dopo una lunga malattia, aveva vinto il premio Bontà per aver donato il suo salvadanaio a un'associazione benefica. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben ritrovati, questa è la prima edizione dei nostri telegiornali e come avete visto e sentito dai titoli una fetta importante di questo telegiornale è dedicata a quanto accaduto nel pomeriggio di ieri, che abbiamo anche documentato nei nostri telegiornali ieri, ovvero il devastante maltempo, il tornado, le trombe d'aria che sono abbattute sul Veneto a partire dalle 16, poco dopo le 16, colpendo soprattutto il delta polesano e poi il litorale veneziano. Sono danni per decine di milioni, anche un bilancio di feriti da aggiornare. Tra le zone più colpite del litorale veneziano c'è Cavallino Treporti, forse l'area più colpita. Cavallino Treporti, non a caso il governatore del Veneto Luca Zaia ha iniziato proprio da Cavallino stamane il suo sopralluogo nelle aree colpite e noi a Cavallino ci colleghiamo con i nostri inviati Lina Paronetto e Nicoletta Rizzetto, che vedo già sul monitor. Allora Lina, un primo bilancio il giorno dopo questa devastante situazione. Buongiorno Nicola, sì, siamo in diretta da uno dei campeggi devastati dalla tromba d'aria di ieri pomeriggio. Qui attorno a noi davvero è la devastazione, lo è stato arrivando, c'è moltissimo traffico, moltissima gente che comunque ha prenotato e continua ad arrivare all'ingresso di questo camping, il Mediterraneo, visitato come dicevi tu prima dal governatore Zaia. C'era la fila per accreditarsi, per fare l'ingresso, per cui insomma la gente continua ad arrivare. Noi in questo preciso posto in cui siamo vi possiamo mostrare dove è rimasta gravemente ferita la turista tedesca, che è effettivamente quella più in condizioni più critiche in questo momento. Tra i feriti una cinquantina di quelli registrati ieri, 48 esattamente, 3 ancora gravi. C'è questa turista tedesca che è stata portata con l'elisoccorso del SUEM di Treviso di 42 anni al Cafoncello, dove è stata operata per una frattura vertebrale. C'è un residente del Cavallino che ha riportato un trauma toracico e anche lui una frattura vertebrale, invece trasportato a San Donà, e un terzo ferito all'Angelo di Venezia. Dunque un dispiegamento di forze imponente, quello messo in campo dalle ambulanze di 4 ULSS diverse. Ne ha parlato anche il governatore Zaia, che proprio in questo punto abbiamo intervistato poco fa, prima che ripartisse alla volta di un altro territorio martoriato, quello del Polesine di Rosolina. Vediamo l'intervista al governatore Zaia. Una stima dei danni è già possibile? Milioni di euro e io ho decretato subito lo stato d'emergenza già ieri sera, ma qui siamo davanti a milioni di euro e non ha uno stato d'emergenza regionale ma è nazionale. Devastazione totale, una tromba d'aria che ha interessato gran parte del litorale veneto, ha colpito nel cuore fra l'altro della nostra economia, perché il turismo è la prima industria in Veneto con 17 miliardi di fatturato e 65 milioni di presenze. Colpisce il cuore nel cuore, che è il nostro biglietto da visita, che è questa realtà del campeggio open air, che è la più grande a livello europeo, che è quella di Cavallino Treporti. Qui siamo davanti a oltre 6 milioni di presenze turistiche, 65 mila posti letto, ma ancora una volta i nostri operatori, che sono eccezionali, saranno in grado di ripristinare in un paio di giorni la situazione che avevamo precedentemente. Per fortuna non abbiamo avuto morti, abbiamo avuto una cinquantina di feriti, 3 ancora
gravi, tra i quali anche una signora che era qui sotto in una tenda di rianimazione, però non in pericolo di vita. C'è stato un dispiegamento di forze da parte delle ULS notevole? Ma eccezionale, guardi, dare cura a 50 persone ferite, quindi io ringrazio il 118, il dottor Rosi, i primari dei diversi ospedali di Jesolo, San Donà, Venezia, insomma tutti quelli che si sono interessati in Treviso, che ha la signora in rianimazione, e ringrazio tutti i volontari, la protezione civile, i vigili del fuoco, i servizi forestali che sono giunti qui con motoseghe a tagliare alberi, insomma i turisti che hanno fatto i volontari, si sono improvvisati i volontari e lo hanno fatto bene, insomma tutti quelli che hanno lavorato, è stato ancora una volta un lavoro di squadra. Come ci si rialza? Beh, con il DNA che hanno i veneti, che è quello di pulire, di far pulizia, noi ce l'abbiamo nella testa, no? L'ordine, no? Ripristinare l'ordine delle cose. E voglio venire tra qualche giorno e vedrete che rivedremo queste zone tutte ripulite, ma daremo anche un bel segnale, no? Però il che non vuol dire che non abbiamo avuto i danni, quindi i danni vanno ristorati. Ecco, queste dunque le parole del governatore Zaia. Nicoletta sta inquadrando in questo momento quello che è un po' la contraddizione, anche a vista d'occhio. La gente che in spiaggia, naturalmente è tornato il sole, qui fa molto caldo, oggi è una bella giornata d'agosto a Cavallino, la gente è tornata in spiaggia, dicevamo, mentre qui in sottofondo si sente il rumore delle motoseghe che continuano a tagliare questi alberi. Sul litorale ci sono state migliaia davvero di piante abbattute dal vento, anche piante incredibilmente imponenti, ma d'altro canto la forza del vento e poi il terreno sabbioso hanno costituito un mix purtroppo micidiale. Avevamo parlato di Rovigo, abbiamo detto che anche lì la situazione è molto critica, le persone che abbiamo incrociato qui al campeggio ci hanno parlato di 5 minuti di assoluto terrore e poi è stata la devastazione, il soccorso dei feriti. Allora con il prossimo servizio andiamo a ripercorrere quelli che sono stati quegli istanti terribili. Da Albarella a Jesolo, cronaca del panico, cronaca del disastro, un pomeriggio nel quale il cielo d'azzurro diventa prima insolitamente giallo e poi nero come la notte. Arriva la tromba d'aria, arriva la furia del vento, 15 minuti bastano per seminare distruzione e panico sulle vacanze dei veneti. Dal Polesine al litorale veneziano la perturbazione violentissima arriva poco dopo le 16, annunciata da istantanee terribili dal mare. Rosolina Mare, Ariano Polesine, Taglio di Po, Porto Viro, Albarella e poi Cavallino Treporti, Jesolo, Eraclea, Bibione e Porto Gruaro. Stavolta non è tanto l'acqua a far paura, stavolta è il vento, raffiche a 110 all'ora che sradicano alberi anche secolari abbattendoli su auto e campeggi. L'isola di Albarella viene devastata in un quarto d'ora, ai camping di Cavallino si ritrovano i tronchi nelle roulotte e nei bungalow, via Bafila a Jesolo sembra un sentiero di guerra, in città crollano come birilli oltre 150 alberi. Turisti in fuga, turisti chiusi in casa dove è possibile, poi il lungo via vai di vigili del fuoco, protezione civile, ambulanze, perché se solo un miracolo ha evitato la morte di qualche persona, famiglie sfiorate dalla tragedia solo per caso, è pur vero che i feriti ci sono, a decine, 3 di questi anche gravi a Cavallino Treporti. Ad Albarello invece rientra l'allarme per un presunto disperso, un sospiro di sollievo, ma nel complesso la consolazione è magra, la conta dei danni è già iniziata, cifre ingentissime, il cielo fa sempre più paura e sempre più spesso in questa estate di bombe d'acqua e bombe d'aria. Ecco, vediamo dunque nelle immagini queste piante che si sono piegate e sono spezzate alla forza del vento. I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte, abbiamo parlato di circa 400 interventi per liberare soprattutto le strade, ancora adesso parzialmente occupate dalle piante. Mentre arrivavamo qui c'era davvero degli ostacoli da superare. C'è stato un grosso lavoro anche della Guardia Costiera, tra l'altro al largo del Lido. La Finanza ha salvato 2 persone in difficoltà
difficoltà che avevano lanciato il Mayday da una barca a vela. Dunque abbiamo detto un lavoro imponente che proseguirà anche nei prossimi giorni. Qui a Cavallino non solo il turismo ha subito grossi danni, il governatore Zaia tra l'altro prima di arrivare qui è stato a Jesolo dove la situazione si sta già tornando alla normalità, invece qui c'è da fare i conti anche con i danni alle colture, le serre di ortaggi principalmente che ci sono in questa zona e che il vice sindaco che abbiamo sentito poco fa ci ha detto aver subito dei danni molto pesanti. Risentiamolo subito. Più di 200 serre sono partite e quindi anche la parte dei nostri agricoltori già penalizzati da quello che è il momento economico e ne stanno subendo le conseguenze. Campeggi avete visto, avete filmato e purtroppo e per fortuna io penso che nel giro di 4 giorni si riuscirà a fare tutto perché siamo una popolazione molto laboriosa e molto forte. Ecco, lo avete sentito dunque, anche il vice sindaco dice ci rialzeremo velocemente e soprattutto invita i turisti a non spaventarsi e a mantenere fede alle prenotazioni, a venire qui sul litorale. Siamo alla vigilia di questo fine settimana che anticipa il Ferragosto, quindi il momento di picco naturalmente per il turismo che vuole incassare nel migliore dei modi naturalmente anche questo ennesimo episodio che, lo ricordiamo, capita pochissimi giorni dopo Cortina, per cui insomma il nostro territorio è davvero martoriato da questi episodi di maltempo che, come ben ricordavi nel servizio, fanno paura. Noi proseguiamo il viaggio qui tra quelli che si dicono dei terremotati, ci hanno detto guardi siamo dei terremotati, mi diceva prima una signora, e naturalmente altri servizi anche da altre zone nei nostri telegiornali di questa sera, in particolare ecco, dal litorale veneziano, per ora Lina, da Cavallino Tre Porti. Ti volevo chiedere una cosa, l'ultima cosa che volevo chiederti, ne parlava anche il governatore Zaia, ringraziava ovviamente il grande spiegamento di mezzi di soccorso. Ci sono registrati anche problemi nelle strutture ospedaliere, sappiamo, con diversi disagi. Com'è la situazione da quel punto di vista? Ha retto bene, nel senso che tutti gli operatori che erano di turno sono stati trattenuti. Prima qua c'era il primario e il responsabile del SUEM Veneto Paolo Rosi, abbiamo parlato anche con un giovane primario che ieri proprio qui sul posto e lungo queste spiagge, chiamiamole così, sono riusciti a medicare una trentina di persone addirittura in pochissime ore. Hanno smistato naturalmente negli ospedali più vicini, sia attraverso le ambulanze che attraverso l'elicottero, i feriti più seri, ma hanno risposto bene di fatto gli ospedali di 4 province, per cui la rete ancora una volta ha retto, anche perché il numero dei feriti, come hai detto tu, era imponente, ma insomma su una cinquantina 45 sono stati già dimessi e 3 come dicevamo rimangono ancora ricoverati, di cui la turista tedesca purtroppo la più grave, in rianimazione. Hai potuto tastare, come dicevi prima, un po' la sensazione delle persone che sono lì, anche dei turisti. Qual è la loro sensazione? Quindi resteranno oppure se ne vanno? C'è la paura? Qui ci sono turisti di molte nazionalità, principalmente qui ci sono turisti tedeschi, abbiamo visto anche dall'est europeo, e poi naturalmente italiani. Prima abbiamo parlato con dei turisti lombardi, chi arrivava da Bergamo, chi dalle zone dei laghi, e ci dicevano che vengono qui addirittura da 25-30 anni, sempre qui, sempre in questa zona, e quando abbiamo chiesto appunto se hanno intenzione di ritornarci dopo la bruttissima esperienza di ieri, ci hanno detto ma certo, non ci faremo spaventare da questo, in tanti anni non era mai accaduto nulla e quindi torneremo di sicuro. Però ci hanno anche detto solo oggi stiamo davvero focalizzando, capendo quello che abbiamo rischiato ieri, quello che è successo ieri, perché poi lo vedrete anche da ulteriori immagini che porteremo, ma lo avete visto anche da quello che abbiamo mostrato fino ad ora. È davvero un miracolo se qualcuno non è morto ieri qui, perché si sono schiantati al suolo, sulle roulotte, sulle tende, alberi da naturalmente tonnellate, tronchi enormi che adesso stanno segando con degli strumenti e portando via con gli escavatori, ma insomma di peso davvero notevole, per cui qui c'è la devastazione, lo avete visto anche chi stende al sole tutta la roba che aveva bagnata nelle tende, nelle roulotte, per poi
tentare di proseguire questa vacanza oppure qualcuno anche per ripartire dopo questa brutta esperienza, ma l'impressione qui, questi campeggi tra l'altro sono enormi, sono delle vere e proprie città, è pieno di bambini, di famiglie, per cui davvero possiamo dire che è andata bene, perché poteva davvero essere una strage, insomma 5 minuti che potevano davvero lasciare un bruttissimo segno, e invece la speranza naturalmente è di chiudere un bilancio il più positivo possibile di questa bruttissima esperienza, tolti naturalmente i danni che, come ha detto il governatore Zaia, ci sono stati e sono molto molto ingenti. Adesso i comuni faranno riferimento naturalmente alla regione per ottenere i contributi naturalmente legati allo stato di calamità. Benissimo, grazie Elina Prometto per questo collegamento davvero esaustivo, grazie anche a Nicoletta Rizzetto per le immagini, ovviamente tutti i dettagli questa sera nei nostri telegiornali, dal TG del Veneto a quello di Venezia a quello di Treviso. Adesso noi continuiamo con la cronaca, e parliamo invece di un incidente che è avvenuto a Carré nel Vicentino questa mattina, un 60enne travolto in bici da un'auto. Ce ne parla in diretta telefonica da Vicenza la nostra Vanessa Banzato. Vanessa. Sì, buongiorno dalla redazione di Vicenza. Sangue sulle strade questa mattina poco dopo le 8 a Carré in via Astico, una laterale, la provinciale 349. A perdere la vita un ciclista di cui non sono ancora state rese note le generalità. L'uomo sembra sui 60 anni, è stato travolto e ucciso da un'auto, una Passat Station Wagon, in prossimità dell'incrocio tra via Ignea e via Brenta. Al vaglio della polizia locale nord-est vicentino la dinamica dell'incidente: immediato l'arrivo dell'ambulanza del SUEM, che è stata allertata da altri automobilisti che si sono fermati per prestare soccorso all'uomo. I sanitari hanno tentato in ogni maniera di rianimare il ciclista, ma per lui, dati i violenti traumi riportati nell'impatto con il veicolo, non c'è stato nulla da fare. Per il momento è tutto, ricevo la linea allo studio. Grazie Vanessa Banzato. Adesso nel Padovano a Piove di Sacco una mamma che su Facebook denuncia la terribile esperienza subita dalla figlia 12enne, molestata a quanto pare, palpeggiata da un giovane sconosciuto. Ci dice tutto da Piove di Sacco in diretta telefonica per noi Valentina Visentin. Valentina. Sì, buongiorno da Padova per raccontarvi una denuncia che arriva dalla Bassa. Un post su Facebook infatti ha fatto emergere una storia di molestie che si è consumata ai danni di una minorenne, molto probabilmente mercoledì sera a Piove di Sacco. La ragazzina di 12 anni era in giro in bicicletta con la mamma e le altre due sorelle. Una delle sorelle poi si è sfogata sul gruppo Facebook del comune di Arzergrande, denunciando come la sorella più piccola di 12 anni sia stata fermata da un ragazzo, probabilmente un nordafricano, che prima le ha chiesto un'indicazione e poi l'avrebbe toccata con la mano sui fianchi. La mamma della piccola ha già raccontato tutto e denunciato alla caserma dei carabinieri di Arzergrande, che ora stanno procedendo d'ufficio per dare un nome e chiarire la dinamica di quanto è accaduto. L'episodio sarebbe avvenuto in via Vittorio Veneto a Piove di Sacco. Da Padova per il momento è tutto, restituisco la linea allo studio. Adesso a Mestre, sempre con la cronaca, con una aggressione a un cittadino del Bangladesh, la guerra tra baby gang e bengalesi. Dopo la resa dei conti in piazza Mercato di alcuni giorni fa, l'interminabile faida tra gruppi di giovanissimi teppisti veneziani e le loro vittime designate bengalesi si sposta da Marghera a Mestre. L'ennesimo agguato a uno straniero che camminava da solo intorno alle 19 di giovedì, all'angolo tra via Milano e via Altobello. I teppisti hanno cominciato a girargli intorno con le biciclette riempiendolo di insulti e di minacce, poi di fronte all'impassibilità del bengalese sono passati agli spintoni e ai pugni in faccia. Il tafferuglio ha però richiamato alcuni connazionali della vittima che sono partiti al contrattacco. Ancora una volta il discutibile coraggio dimostrato dagli assalitori nel circondare una persona sola si è mutato in vigliaccheria e il branco si è disperso fuggendo in direzioni diverse. All'arrivo della polizia si erano già dileguati. Sanguinante e tumefatto, il bersaglio del pestaggio ha riconosciuto uno degli aggressori. Si tratta dello stesso giovane che lo aveva rapinato alcuni giorni prima. In questo caso invece la violenza razziale non ha neanche il pretesto della rapina. Secondo i rappresentanti della comunità bengalese, la nuova ondata di assalti ha avuto inizio circa un mese fa, per motivi ancora sconosciuti sui quali la polizia sta cercando di far luce. Adesso una breve pausa pubblicitaria, poi torneremo ancora a servizi in questo nostro telegiornale, fra poco.
Rieccoci in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali. Andiamo nella Marca trevigiana Gaiarine con la provocazione di un imprenditore contro il parroco, un appello ai compaesani per boicottare le offerte in chiesa. Il tema spinoso è quello dell'accoglienza dei migranti. Bisogna toccarli nel portafoglio, che è la parte dove punge di più. Smettere di fare l'elemosina in chiesa per protestare contro l'accoglienza in paese di un gruppo di richiedenti asilo. È l'invito che un noto imprenditore del mobile di Gaiarine, Emiliano Piovesana, fa ai propri concittadini attraverso un volantino in distribuzione da oggi contro l'arrivo dei migranti in questa casa in centro a Francenigo, di proprietà di un privato, l'ex assessore Giuseppe Panontin. Piovesana, cugino della presidente di un'industria a Treviso, invita al boicottaggio tanto del parroco Don Piero Salvador, forte sostenitore dell'accoglienza, quanto dell'attività di famiglia della moglie del privato, un lavasecco. Il breve decalogo parte proprio dalla parrocchia. Il primo comportamento, come ho scritto qui, è di non fare più le elemosine in chiesa né dare oboli ad un sacerdote al quale non interessano le paure e le opinioni dei paesani e che in ogni caso potrà sempre battere cassa riscuotendo gli utili generati dall'ospitalità dei migranti. Piovesana è pronto anche a salire sul pulpito se nelle sue omelie Don Piero dovesse ritornare sul tema accoglienza. Si nascondono dietro il discorso umanitario, ma è solo un discorso speculativo. Crea molto imbarazzo e dopo la Chiesa che sia di mezzo non è sicuramente una cosa positiva. In paese la mobilitazione continua con la raccolta firme contro il nuovo insediamento e lo sconcerto di chi, come questa ragazza, rischia di ritrovarsi i migranti in terrazzino, visto che le finestre della casa che li ospiterebbe vi si affacciano senza alcuna barriera. Io ho voluto più che altro fare una provocazione abbastanza forte. Dopo le ferie credo che organizzerò una fiaccolata da farsi di fronte alla chiesa. Per giorni l'ha fatta franca, mangiando e bevendo a sbaffo nei migliori locali di Jesolo, ma per uno scroccone seriale austriaco, al momento di pagare il conto, alla fine è arrivato. Vacanza low cost a Jesolo per un turista austriaco di 27 anni che dai primi di agosto ordina la cena in rinomati ristoranti, cerca refrigerio sorseggiando birre nei bar della spiaggia e inizia le sue giornate con ricche colazioni al buffet sulla terrazza di un hotel di lusso. Il tutto senza spendere un solo centesimo, adottando l'antica tecnica della fuga all'inglese. Ad avvisare la polizia una direttrice d'albergo che ha notato l'uomo fare colazione e poi allontanarsi confondendosi tra i veri clienti, pur senza essere ospite della struttura. Quando la mattina successiva il viennese si è presentato al tavolo, i camerieri gli hanno fatto notare che il posto era riservato ai clienti dell'hotel e presentato il conto delle sue consumazioni. L'uomo è fuggito di corsa e si è chiuso a chiave nei bagni. Per convincerlo a uscire è stato necessario l'intervento di una pattuglia del commissariato di Jesolo. Una volta fuori si è rifiutato di fornire le proprie generalità agli agenti, obbligandoli a portarlo in commissariato per l'identificazione e rimediando a una denuncia. Non era la prima volta che i poliziotti si imbattevano in questo turista scroccone, già segnalato varie volte dagli esercenti jesolani. Un ristoratore di via Bafile lo ha denunciato per insolvenza fraudolenta. La sua posizione è all'esame del tribunale. Rischia di essere espulso dall'Italia. Domani alle 16 il paese intero di Fossò si fermerà per salutare la piccola Aurora Maniero di appena 8 anni, uccisa da una malattia che non ha lasciato scampo. Nella parrocchia di Fossò saranno in molti a voler salutare questa piccola simbolo di coraggio e di generosità, che a 5 anni donò tutti i soldi che aveva nel suo salvadanaio l'associazione Team for Children. È un gesto che la portò a essere premiata nel premio Bontà. Ma dietro quel sorriso che ha incantato tutti c'era la sofferenza per una malattia grave che l'aveva colpita da anni. Negli ultimi giorni, come sappiamo, vi ho raccontato ieri, la situazione si è aggravata e la piccola è morta, e lasciando nella disperazione ovviamente i genitori, la sorellina, ma anche l'intera comunità. I funerali dunque domani nella chiesa parrocchiale di Fossò a partire dalle ore 16. Siamo davvero in chiusura e vi ricordo questa sera appuntamento con 20 e 10 come sempre per approfondire i temi della giornata e della settimana. E adesso le previsioni del tempo, e con questo vi lascio. Grazie per averci seguito e arrivederci. Acqua Estate, annuale Venezia, il parco acquatico per famiglie e ragazzi. 8 piscine, idroscivoli, animazioni. Acqua Estate è annuale Venezia. Accesa instabilità ancora su gran parte dei settori delle nostre regioni. Il clima sarà decisamente più mite ovunque. Vediamo il dettaglio.
Sul Veneto in mattinata nubi con rovesci e temporali solo su Alpi e Prealpi, meglio invece altrove. In giornata però peggiora un po' ovunque con rovesci e temporali diffusi, andrà un pochino meglio sulle basse pianure e sulle coste del Veneziano. Diamo uno sguardo anche alle temperature previste, le massime risultano essere in lieve calo, comprese tra i 24 e i 30 gradi, minime sui 18-22 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Giornata anche qui diffusamente instabile con molte nubi, rovesci e temporali un po' ovunque, ma non mancheranno anche delle locali e temporanee schiarite. Vediamo anche in questo caso le temperature che anche qui risultano essere in calo, massime tra i 27 e i 29 gradi, minime sui 21-23 gradi circa. Concludiamo con uno sguardo alla situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Nemmeno qui andrà meglio, molte nubi e piogge diffuse anche con temporali localmente di forte intensità e per tutto l'arco della giornata. Anche qui le temperature risultano essere in generale calo con massime attese sui 23 gradi, minime previste invece intorno ai 19 gradi circa. Il mare sarà poco mosso, localmente quasi calmo nella laguna di Venezia, i venti moderati e occidentali. Dal nostro meteo per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Acqua Estate, Annuale Venezia, il parco acquatico per famiglie e ragazzi. 8 piscine, idroscivoli, animazioni. Acqua Estate è Annuale Venezia.